Aria pesante nel PD trevigiano per il consigliere Maristella Caldato. Forse il più alto numero di preferenze alle ultime elezioni non gli basteranno per evitare la valanga di critiche e prese di distanza sul caso ACTT ed esposto alla Corte dei Conti. Denunciare il governo della città del suo stesso partito politico, se da una parte ha suscitato l'ammirazione delle opposizioni, Lega in testa, dall'altra la porterà come imputato al processo politico già ipotizzato dal segretario cittadino Andrea Michelan. Ci ha colti di sorpresa, ci dispiace molto, è un atto grave. Perché il PD e il gruppo consigliare del PD sostiene questa amministrazione, quindi un atto di questo tipo che va oltre la politica e si rivolge alla magistratura, per noi è un atto grave. Le conseguenze politiche sono quelle di una discussione all'interno del gruppo consigliare, che è il gruppo che più di tutti politicamente si è esposto chiaramente nel voto, e poi la richiesta, appunto, ribadisco, di una coerenza, di un'appartenenza a una maggioranza. Non si parla direttamente di espulsione, ma rispetto a ieri, quando il caso è esploso nella sua interezza, tutte le prese di posizione danno la netta sensazione che il consigliere Caldato sia già all'angolo. Attacchi dell'assessore Gazzola con numeri e cifre su ACTT difendono la scelta di mantenere azienda e qualcuno ironizza poltrone. Stessi attacchi, oltre che dal Partito Democratico, anche da Giovanni Negro e Gigi Calesso di Impegno Civile, dal consigliere Bozzo di Per Treviso, da Daniela Zanussi di Sinistra Civica, da Said Chaibi di SEL e anche da Socio Vitale Franco Rosi di Treviso Civica, chiamati in causa dalla stessa Caldato che votò per liquidare l'azienda di trasporto pubblico. Io ho votato contro la costituzione di questa società unitamente ad altri consiglieri di maggioranza come il Presidente del Consiglio Rosi e l'Avvocato Vitale. Il PD non partecipò al voto e parzialmente si astenne. Oggi non possiamo rendere ingoiabile quello che era non ingoiabile nel 2011. Insomma, a rospo ACTT il consigliere Caldato rischia di farlo comunque ingoiare ad altri, col risultato di finire al rogo di una vicenda scoppiata, guarda caso, nel periodo dei pane e vin. Sta chiedendo al consigliere Caldato di uscire dalla maggioranza o di uscire proprio dal Partito Democratico? O nel caso sarete voi a prendere questa decisione? Faremo un ragionamento insieme, perché credo che quando si prenda una certa decisione, una certa posizione, poi ci siano anche delle conseguenze.